Stai guardando Republic League 2020? Market di Enrico in piazza Mazzini, il mini market più figo in assoluto, dove c'è la gastronomia, la pizza da sport, la pizza al taglio. Lanciamo subito le partite di Republic League. Rimanete con noi, Republic League, Andrea Rossi. Sì, Republic League, Andrea Rossi, ci siamo, bentornati. Faro Pagoda contro Bar Triangolo, 9-2 per il Faro Pagoda, con anche il gol dell'ex che dopo andiamo a vedere. Subito via le immagini del match. Faro Pagoda con la casacca gialla, mentre il Bar al Triangolo con la casacca più scura. Via subito le immagini del match. Il primo gol è quello del numero 5, Davide Martin, che riesce a segnare trovandosi libero dentro l'area. Il bellissimo gol di Davide Martin al 14° minuto per l'1-0 di Faro Pagoda, che segnano il 2-0 con il loro giocatore sempre Davide Martin. C'è scritto testo del titolo, in realtà è Davide Martin a segnare per 2 volte questo gol. Ancora al secondo tempo, via con il gol di Marco Trevisan, il gimme, respinta del portiere, del difensore, poi di destro il gimme, Marco Trevisan riesce a trovare il gol. Gimme che non segnava di destro dall'ultima giornata. Andiamo avanti ancora con le immagini dei gol. Tiro ad incrociare di Jordi Pastrello, che si era dimenticato di andare in gol per uno dei suoi 127 gol di ogni match, riesce a metterla dentro di sinistro. Che strano, Jordi Pastrello che segna col suo tiro mancino. Poi ancora Alex Montagnier, il gol dell'ex, non esulta neanche Alex Montagnier, che ha mollato i Bar Triangolo con un contratto da milioni di euro l'anno scorso e oggi gioca in Faro Pagoda per il minimo sindacale. Poi Daniele Pavanello segna il gol della bandiera per i Bar al Triangolo. Tiro ad incrociare di sinistro di Daniele Pavanello, il gol all'8° minuto del secondo tempo. Dopo appena un minuto tornano in auge i Faro Pagoda. Senti che grazie parole, in auge con Valentino Molin, che riesce a trovare la collaborazione del portiere Piacer Matteo, che insacca in rete Valentino Molin per l'ennesimo gol di Faro Pagoda. Arriviamo al 7° gol di Faro Pagoda, lo segna Jordi Pastrello di sinistro, un tiro facile, lento, che va a gonfiare la rete avversaria al 14° minuto dopo appena 30 secondi. Ancora lui, ancora il toro Jordi Pastrello che va in gol. È superiorità numerica dei Faro Pagoda, il tiro, la collaborazione di Piacer, il gol di Jordi Pastrello che va a dare il 5 al suo compagno dopo appena 2 minuti. Al 23° minuto, dopo 8 minuti, c'è l'ultimo gol, è sempre quello di Jordi Pastrello che fissa il risultato sul 9-1, un sinistro violento che va ad insaccarsi in gol. Andiamo a vederci dopo appena un minuto l'ultimo gol, è quello di Bar al Triangolo, orfani di Alex Montagnier, che ora gioca di Faro Pagoda. Daniele Pavanello segna il 2-9 dei Bar al Triangolo. Finisce così la partita con i Faro Pagoda sempre più primi in questo campionato over 35, con il poker di Jordi Pastrello. Proprio con queste immagini di Piero che lascia il campo lasciamo anche questa partita. Voi lasciate un mi piace, commentate, condividete Republic League, un po' di pubblicità. Il prossimo match di Republic League 2020, meglio di 2020. Dal Bistro 31 a un passo da piazza Mazzini a Jesolo Lido, tra mezzini buonissimi, una cicchetteria allucinante, birre da tutto il mondo, una più buona dell'altra. Lanciamo subito le partite di Republic League. Saluti. No, ma non sei venuto fuori, andate tranquillo. Sì, ancora Republic League, ancora Andrea Rossi, stavolta i Royal Oak contro i Piave 99, che andranno a vincere per 9-2 il match. Piave 99 con la casacca più chiara, Royal Oak con la casacca scura. Via subito le immagini del match. È il 5° minuto che si aprono le danze con il sinistro di Enrico Baldo, che se non vi ha ancora fatto un regalino è strano perché vuol dire che
che non si è ancora innamorato di voi, e il gol di Enrico Baldo al quinto minuto del primo tempo che fa innamorare gli spettatori delle Republic League Royal Oak sull'1-0. All'ottavo minuto arriva anche il 2-0, Alberto Vedovotto, il Latin Lover dei Royal Oak, sotto il 7 ad incrociare, riesce a segnare il 2-0. Dopo 2 minuti arriva il gol dei Piave 99 che accorciano le distanze, Jacopo Borrelli a segnare in superiorità numerica, fa tutto da solo, punta l'uomo, tira di destro e riesce a battere così Yuri Perrone, il portiere stasera dei Royal Oak, per l'1-2 di Piave 99 che riaprono il match all'11° minuto del primo tempo. Al 21° minuto Alberto Vedovotto mette la sigla game over sul match, quasi col 3-1 ad incrociare di destro. Alberto Vedovotto segna così la sua doppietta in questo primo tempo. Secondo tempo, scatenati i Royal Oak con le piroette e le capriole del portiere Wesley, e non servono a niente perché Alberto Vedovotto segna la sua tripletta, il suo hat-trick al quarto minuto del primo tempo. Dopo 20 secondi il quinto gol dei Royal Oak dai piedi di Manuel Zanusso, respinta corta del portiere. Manuel Zanusso prova a mandare in coma irreversibile il portiere Wesley, non ci riesce, è il gol al quinto minuto del secondo tempo. All'8° minuto del secondo tempo in gol anche il campione dei Royal Oak, wow, fa tutto da solo, si sposta la palla con 2 tocchi, Nicola Sette, il golasso, è sempre lui, è Nicola Sette che deve entrare nella lista dei marcatori. Intanto Nicola Sporelli con la collaborazione del difensore di Royal Oak e del portiere Yuri Perrone trova un gol da antologia della pornografia italiana dal 1988 ad oggi. Poi tanto Manuel Zanusso sull'uscita spericolata del portiere da calcio di punizione l'aveva presa con le mani sul retropassaggio, c'era un calcio di punizione di seconda dal limite dell'area, il gol dei Royal Oak. Ancora Davide Iannacone che riesce a segnare un gol direttamente a calcio di punizione, portiere che sembrava volesse accoppiarsi col difensore, lascia sguardito tutto il secondo palo, facile il gol di Davide Iannacone. Andrea Buscato di prima di destro, il gol sul palo del portiere, lo va a sorprendere così Andrea Buscato per i Royal Oak che dilagano, Royal Oak che si portano verso la vittoria, che arriva per 9-2 contro i Piave 99. Royal Oak sempre 6 terzi in classifica del Republic League One, Piave 99 sempre però ultimi in questo torneo. Io sono Andrea Rossi, metti mi piace, adesso un po' di pubblicità, torniamo subito con l'ultima partita di lunedì. Piazza 24 maggio di Jesolo Paese, ringraziamo il panificio Visentina e lanciamo subito le partite di Republic League 2020. Sì, nei piani alti della classifica i Lido 77 rimangono primi vincendo per 6-1 contro i JM. Via subito alle immagini del match, Lido 77 con la maglietta da gondolieri, mentre con la casacca scura, quella più nera, ci sono i JM di John Marangon. Pensate, i JM prendono proprio il nome da John Marangon che ha donato le sue iniziali per la squadra. Poi Marco Sannino trova però l'1-0 di Lido 77, Sombrero recupera palla dopo averla persa di sinistro, la mette dentro Marco Sannino contro il portiere Polesel Christian, l'1-0 di Lido 77. Siamo già nel secondo tempo, Marco Sannino sempre nel secondo tempo segna il 2-0, era finito 0-0 il primo tempo. Marco Sannino però è scatenato, il numero non è quello, comunque io sono sicuro che a segnare tutti questi gol sia stato Marco Sannino. Come questo in superiorità numerica trovano di destro il gol sempre suo di Marco Sannino. Scrivete nei commenti se ho fatto giusto il nome perché non c'era il numero nella lista del marcatore. Poi Nicolò Spinelli segna il quarto gol al 13° minuto, si gira sotto le gambe del portiere Polesel, riesce a trovare il quarto gol per il 4-0 al 13° minuto del secondo tempo. 20° minuto arriva il 5-0, arriva quasi il cappotto, arriva il poker di Marco Sannino, fa tutto da solo di sinistro, tira di crociare, il gol di Marco Sannino che viaggia l'Italia in cerca di nuovi stadi e in cerca di nuove emozioni calcistiche da provare. Poi ancora l'ultimo gol, tocco sotto, Marco Sannino, l'ultimo suo gol, ne ha fatti solo 5, ha fatto una manita in questa partita Marco Sannino proprio sullo scadere, però arriva il gol della bandiera, è quello dei JM di John Marangon, che non è John Marangon a segnare, Federico De Rossi, dopo essersi fatto fuori benissimo il portiere,
la mette in gol, peccato che sia alla fine della partita, si danno il 5 di fair play con Diego Libbiati, finisce così la partita. Lido 77 vincono per 6-1 contro i JM, peccato per Diego Libbiati che poteva finire con un clean sheet, con una rete inviolata, peccato, ma Lido 77 che vincono per 6-1 e si confermano primi in questo campionato di Republic League Regular Season. Io sono Andrea Rossi, metti mi piace, commenta, e adesso le partite di martedì per Republic League. Lollipop di Piazza Aurora, brand sponsor delle Republic League 2020, lanciamo subito le partite di Republic League. Signori, Republic League è la sintesi della sintesi. Long John Pub contro la Seleção, ci sono solo 3 gol con la vittoria di Long John Pub per 2-1. Long John Pub con la maglietta granata, mentre gli avversari della Seleção con la maglietta gialla. Via subito alle immagini del match di questo Republic League 2020. Via subito ai gol, ce ne saranno solo 3. Apre le danze Elia Zorzetto in decisione difensiva, palla al centro proprio per Elia, il gol di Zorzetto di destro, un gol da antologia al 13° minuto del primo tempo. Al 24° minuto arriva il secondo gol direttamente da calcio di punizione, barriera messa un po' a peripatetiche, Daniele Boso ne approfitta sparando un missile tra la barriera e il portiere che va a dissaccarsi in rete. Al 24° minuto Long John Pub 2, la Seleção 0, mentre nel secondo tempo solo questo gol di potenza, di violenza di Simone Franceschi. Al primo minuto del secondo tempo non servirà a niente per il numero 00 come la farina. Questo gol perché finisce così la partita. Long John Pub che vincono contro la Seleção per 2-1 con gol di Zorzetto Elia, Boso Daniele e del numero 00 della Seleção Franceschi Simone. Subito l'ultima partita, l'ultimo match di martedì del Republic League 2020. Rimanete con noi, Republic League. Nostro sponsor Zio Berto, il chiosco sulla spiaggia. Lanciamo subito le partite di Republic League. Beh, Vito. Salute. A vostra, fioi. Finiamo questa carrellata di match con i vecchi capovolti che vincono 14-4 contro le cantine Forniz. Via subito alle immagini questi 19 gol da gustare, gustosi, golosi questi gol. Io sono Andrea Rossi qui a commentare la partita con i vecchi capovolti con la casacca nera, mentre le cantine Forniz con la casacca verde. Via subito alle immagini del match. Al primo minuto il primo gol di vecchi capovolti è sempre lui Alevecchiato, si fa fuori il portiere di sinistro, gliela mette dentro per l'1-0 dei vecchi capovolti che si ripetono al terzo minuto del primo tempo con il gol del numero 10 Marco Taffa che ne approfitta così a porta sguarnita per metterla dentro dopo l'assist del proprio compagno che lo favorisce in una posizione perfetta per segnare un 2-0 facile. Al quinto minuto ancora gol, intanto c'è questa parata da segnalare di Stefano dalla Francesca, incredibile. Vecchi capovolti che si rialzano, trovano il gol al quinto minuto come vi ho detto con Marco Taffa, facile, si fa fuori il suo difensore, la mette dentro di destro al portiere Pikachu. Questa è la squadra, il portiere Pikachu. Poi ancora l'elettroshock non funziona, dopo appena 30 secondi il gol di Ugo Di Nicola che ha vinto 3 dischi di platino nell'89 con la canzone Gocce d'amore. Ugo Di Nicola, il suo gol. Ancora l'alzadiglio Tonello sull'uscita del portiere, lo fa fuori di sinistro al settimo minuto del primo tempo. All'8° minuto la partita va proprio a peripatetiche, c'è una debacle assoluta in questi primi 10 minuti. È incredibile il gol di Lazzariglio Tonello, portiere che non riesce a recuperare in questa indecisione difensiva. Cantine Forniz che sono nella menta più alta. Poi gol ancora loro, ancora Alevecchiato col numero 9 al 14° minuto segna uno dei tanti gol di vecchi capovolti in questa serata. Ne hanno segnati solo 8, siamo sull'8-0. Arriva però l'1-8, il gol della bandiera lo segna Aaron Romeo su
respinta corta di Dalla Francesca, la mette dentro di destro, va a gonfiare la rete per le cantine Fornis che trovano l'1-8. Sembrerebbe già troppo tardi perché al 18° minuto arrivati il 7-1 dei vecchi capovolti scatenati. Ale Vecchiato su tappin vincente dopo l'opposizione di Pikachu, la sua respinta corta gliela mette là, è una volée che Ale Vecchiato non può lasciarci sfuggire. Ancora gol dei vecchi capovolti, sempre lui, sempre Ale Vecchiato, mette a terra il portiere, gliela mette dentro con un tocco sotto, facile facile, mentre il portiere è ancora in volo. Poi il gol al 21° minuto è Radu ad accorciare le distanze per le cantine Fornis che ormai da sperare ne hanno veramente poco. Radu riesce a segnare il 2-0 al 22° minuto, dopo 30 secondi i vecchi capovolti devono segnarne subito un altro, è sempre lui il vincitore del disco d'oro, Ugo Di Nicola, dopo la respinta e la collaborazione del portiere Pikachu che lo affievolisce e lo favorisce in questo gol. Cosa c'entrava affievolire con questo gol? Non lo so. Andiamo avanti subito con i gol. Secondo tempo, cantine Fornis arrabbiatissime trovano il gol con questo palo gol di Hermit Meteor che segna un gol incredibile, palo, doppio palo, e la palla si sacca lentamente dietro la linea. Il gol delle cantine Fornis, il loro terzo gol in questo match al 5° minuto del secondo tempo. Dopo 20 secondi, strano che passino 20 secondi, al gol di Lazzariglio Tonello, respinta del portiere, rimpallo che favorisce il giocatore, c'era lo script come su FIFA e c'è il gol di Lazzariglio Tonello che doveva buttarla dentro, era già tutto scritto. Poi in superiorità numerica ancora lui, ancora Ale Vecchiato. Io mi sogno la notte di trovarmi Ale Vecchiato davanti che mi segna un sacco di gol, spero non succeda mai. Il gol di Ale Vecchiato al 16° minuto, al 19° minuto però il gol delle cantine Fornis, l'ultimo loro gol. Che bomba, che missile, Diego Melo, peccato che valga solo per uno questo gol di Diego Melo al 19° minuto del secondo tempo. Al 21° ancora il gol, ancora lui, Lazzariglio Tonello, che proprio dal calcio d'inizio, dal gol subito, riesce a trovare un gol facile facile col tocco dentro l'area avversaria. Poi l'ultimo gol è sempre il suo, è quello di Lazzariglio Tonello che chiude sul 15-4 il match. Palla al centro, stop di petto al volo di destro, riesce a trovare un bellissimo gol. Finisce così il match, vecchi capovolti che vincono 15-4 contro le cantine Fornis. E tu che guardi sempre i video non metti mai mi piace, mettilo stavolta, commenta, condividi le Public League. Un'altra cosa che volevo dire è la raccolta fondi per Pelestrina. Abbiamo raggiunto un sacco di soldi, cioè siamo quasi arrivati a 1.000 euro con tutte le offerte dei giocatori, delle squadre, una cosa pazzesca. Abbiamo fatto un sacco di beneficenza, abbiamo fatto del bene, siamo orgogliosi di noi stessi, dovete essere orgogliosi anche di voi stessi che giocate alle Public League, che avete fatto un'offerta, Io sono Andrea Rossi, metti mi piace, commenta, condividi le Public League. Noi ci vediamo domani con i restanti match, anche quelli della Piave Champions e Republic League. Andrea Rossi, mettete mi piace.